Qui con noi adesso Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia, grazie per essere qui con noi questa sera. In merito insomma alla vittoria dell'Italia di ieri, abbiamo visto le persone si sono recate in piazza a festeggiare, chiaramente ci sono state polemiche o sottolineature per quanto riguarda assembramenti e quant'altro. È possibile o come si può effettivamente fermare la folla una folla così grossa che si reca in piazza a festeggiare? Buonasera ai telespettatori. Fermare e intervenire in una situazione del genere è impossibile a Pordenone, ma è impossibile in tutte le città d'Italia. O si fanno delle restrizioni che il Ministero doveva attuare, perché come sapete il poter fare, poter aver messo i maxi schermi, quindi era tutto in mano delegato ai sindaci, quindi il sindaco che ha investito come a Pordenone e ha autorizzato questa cosa. Noi eravamo solo delegati per quanto riguarda la sicurezza. Diciamo che in alcune città in effetti i sindaci non si sono presi questa grossa e grande responsabilità. È chiaro, ripeto, che la sicurezza dipende da noi, perché chiaramente le forze dell'ordine sono sentinelle della legalità e quindi in questo caso sono i responsabili sul territorio, dal questore che è parte tecnica al prefetto. Il discorso che lei dice è legato sempre poi al numero di personale che troviamo in campo. Noi dobbiamo chiedere per un evento del genere, dobbiamo sempre chiedere al Dipartimento se ci manda qualcuno del reparto, chiaramente ci mandano sempre il reparto distaccato del reparto di Padova, ma Pordenone non potrebbe assolutamente far fronte a un esercito di persone di questo livello. A Roma sono stati inseriti per quel servizio oltre 1500 persone. Noi se avessimo 1500 poliziotti a Pordenone no, non sarei qua dal 2008 a protestare come ho fatto questa sera e domani sarà in stampa la protesta del numero esiguo, cioè rosicato, con cui la polizia di Pordenone si trova a fronteggiare dei servizi che sì, sono uguali ma sono triplicati, perché sono triplicate le esigenze in questi anni. Guardi, le faccio un inciso nell'articolo che si leggerà domani in stampa. Dal 2020 con delle previsioni chiaramente fatte a penna dal sottoscritto per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato, uomini e donne della Questura di Pordenone e chiaramente di tutte le specialità, dal 2020 al 2025 sono 100 le persone che hanno lasciato e lasceranno il servizio per raggiunti limiti di età. Quindi a questi poi io faccio sempre il conteggio delle persone che vanno via, che possono andare via, che devono andare via perché hanno raggiunto l'età massima di servizio e quindi vengono messi in quiescenza. Questo è il numero delle persone che si trovano in quello status. Il problema è che molte persone ormai per paura di finanziarie, per paura di manovre economiche, vanno via un anno prima, 2 anni prima, perché ci sono queste problematiche economiche. Io ho fatto dei calcoli, guardate così a spanne, cioè il ragazzo che si arruola oggi e va via fra 40 anni, anzi magari ne ha 25 quindi ne va via da qua a 35 anni, insomma prenderà dai 60 al 70% dello stipendio. Sono veramente, conviene fare anche per la Polizia di Stato, bisogna chiedere a 5 Stelle se ci mettono anche noi il reddito di cittadinanza, prenderemo sicuramente di più, perché è una vergogna poter portare a casa il 60% della pensione per chi per 40 anni ha svolto servizio di sicurezza e ha garantito la sicurezza ai cittadini. Quindi io dico, la questione di Pordenone si trova in questo momento in un rosicato numero di persone e di personale che può svolgere il servizio esterno
Adesso arriveranno, vi do anche questa notizia, arriveranno nei prossimi giorni 4 nuovi agenti, ma sono dislocati uno alla polizia postale, uno alla polizia stradale, 2 alla polizia stradale, ma anche qui il cane che si morde la coda, perché viene preso da Spilimbergo, tolto da Spilimbergo e portato alla sezione di Pordenone, chiaramente per richieste ovviamente, e 2 alla questura di Pordenone. Quindi se parliamo di servizi di ordine pubblico che vengono svolti principalmente e solo dalla questura di Pordenone, 2 agenti su una manovra che porterà nel 2021 e 2022 40 persone in meno, capite che tanto mi dà tanto. E questo l'amministrazione deve farsi carico di questo intervento, perché l'amministrazione si dimentica, il dipartimento si dimentica, è miope, è cieco, io è sordo, io dico così, perché sa benissimo che da qua, ripeto, al 2025 Pordenone non avrà più una questura, avrà un commissariato e la gente sarà costretta ad andare a Udine, sarà costretta ad andare a Trieste, quindi parliamo di cose serie questa sera. C'è esatto, e la colpa è anche, io lo dico senza se senza ma, della politica locale, perché la politica locale ogni volta che ci sono le elezioni porta e parla nei suoi comizi di sicurezza, ma la sicurezza qualcuno la deve garantire. Guardate che non è che i colleghi dell'Arma stiano in maniera diversa da noi, così la Guardia di Finanza. Sono situazioni gravi per il territorio del Friuli Venezia Giulia, perché io parlo del territorio pordenonese estendendo chiaramente anche a quello del Friuli Venezia Giulia. Sappiate che io sono reduce adesso di un congresso dell'altro giorno che è durato 2 giorni a Pomezia. Lì abbiamo incontrato e ha partecipato con noi l'ex capo della polizia, oggi sottosegretario ai servizi segreti, il prefetto Gabrielli, il nuovo capo della polizia Lamberto Giannini e il suo vicario, la dottoressa prefetto Pedizzari, e quindi anche loro hanno detto che chiaramente gli uomini che vengono inseriti ogni anno, perché i soldi messi in gioco per poter fare gli arruolamenti sono quelli, quindi il capo della polizia, se fosse per lui ci sarebbero il doppio di persone. Il problema è che l'economia non ci dà la possibilità, non dicono che sono dei costi, la sicurezza invece non è un costo. Stavo dicendo, chi arriva in polizia ogni anno sono circa 2.000-2.300 agenti. 2.300 agenti, se ogni anno se ne vanno via 5.000, voi ditemi da qua veramente a 5 anni cosa succederà? Ma queste sono parole di un capo della polizia, di un ex capo della polizia, preoccupati di questo. Anche lì, magari ne parleremo un'altra volta, il prefetto Gabrielli ha detto chiaramente, per completare la legge 121 della Polizia di Stato, dovremmo avere un unico dipartimento e tutte le forze dell'ordine dovrebbero essere conglobate all'interno del Viminale, se no noi non avremo sicuramente una legge 121 che gestisce le forze dell'ordine per completa, perché ci sarebbe un dispeso di forze, di unità, di mezzi, cioè è assurdo. Quindi questo è un augurio chiaramente, ecco, questo chiaramente lo fa la politica, non lo fa certamente il capo della polizia. Certo, e sicuramente questo è un problema serio, considerando che Pordenone vive insomma, di un primato in cui viene definita proprio una città sicura, ma questo è anche grazie alle forze dell'ordine che lavorano. Sì, grazie innanzitutto alla grossa dignità, ma soprattutto alla grossa professionalità che hanno gli uomini delle questure e delle specialità della provincia di Pordenone. Se mancano questi uomini però il rischio è concreto. Il collega è costretto a fare un doppio turno, cioè, attenzione, è un doppio turno, il collega è stanco ed è armato,
un'altra discussione che prenderemo magari un'altra volta. Ecco, io vi do questa chicca che per la fine dell'anno ci sarà la distribuzione famosa dei taser, così questa pistola difensiva e non offensiva sarà data e consegnata agli uomini della polizia. Grazie a Raffaele Padrone, grazie a voi per essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo la prossima settimana. Senz'altro, grazie. Importano 200 biciclette elettriche dalla Cina, operazione dell'Agenzia della Dogana e delle Fiamme Gialle. Le biciclette non riportavano la marcatura CE.